Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Durante il giorno di lunedì 6 marzo in pieno centro a Palermo, la Polizia di Stato è intervenuta su un autobus AMAT dove un uomo con precedenti penali aveva creato scompiglio, commettendo una serie di reati per cui dovrà rispondere. L'autista dell'autobus ha raccontato ai poliziotti, ancora sotto shock, che un passeggero nelle retrovie dell'autobus aveva insultato pesantemente una donna ghanese utilizzando riferimenti razzisti. Il DASOE dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha stipulato oggi un protocollo d'intesa per promuovere l'attività fisica nella popolazione siciliana. L'obiettivo del protocollo è proprio quello di collaborare per la realizzazione di percorsi multidisciplinari e intersettoriali che promuovano il movimento e la prevenzione di patologie croniche come malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie e tumori. Durante la giornata di ieri la compagnia di Messina Sud dei Carabinieri ha arrestato una giovane donna di 26 anni del luogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione i militari hanno scoperto circa 20 grammi di crack, una sostanza altamente pericolosa dal punto di vista fisico e psicologico per chi l'assume, insieme a un bilancino di precisione. Per la giornata di domani, giovedì 9 marzo 2023, fortunatamente non sembrerebbe esserci spazio per le piogge in quanto la Protezione Civile regionale non ha diramato alcun allerta meteo. Si manifesteranno venti nord-occidentali burrascosi, mentre risulterà, ad eccezione degli altri, molto mosso il Tirreno. Temperature in netta salita con le province di Siracusa e Catania, che faranno registrare i picchi più alti rispettivamente di 23 e 22 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10.